Cari amici, ben ritrovati. Volpago in fiore, 10° palio del Taglia Esbrega. Siamo a Volpago, con noi Mario Frassetto, presidente del Proloco di Volpago. Mario, un grande successo, il Signore ci ha graziato con questa bellissima giornata, tantissimi fiori dietro di noi e tanta voglia di gareggiare questo pomeriggio. Sì, finalmente abbiamo la fortuna di avere una giornata meravigliosa, un sole splendido. Mi ricordo che 2 anni fa avevamo una giornata invernale in questo periodo che non è facile trovarle, e quest'anno abbiamo raggruppato 3 manifestazioni in una, perché come sapete, per le difficoltà che ci sono sempre più a trovare bancarelle, a avere gente che viene ai nostri mercati, alle nostre fiere, e abbiamo fatto la Fiera degli Uccelli, la Mostra dei Fiori e il Palio del Taglia Esbrega, dove che nel contesto del palio ci sarà anche una mostra fotografica dei bambini delle nostre materne e primarie. Diciamo che abbiamo più di 800 bambini che hanno aderito per fare questo concorso fotografico e dei disegni. Noi ne siamo orgogliosi perché il numero è consistente. Diciamo che la Proloco e tutti noi siamo stati molto fortunati in questa giornata soleggiata, e quindi siamo felici di accogliere qui a Volpago tanti cittadini e concittadini, insomma, per questa giornata di festa, perché come hai ricordato è il 10° anno, insomma, in cui il Taglia Esbrega viene svolto a Volpago, quindi tra Volpago e Selva. E orgoglioso, naturalmente, lo sai anche, dei tantissimi volontari che dietro le quinte abbiamo visto stanno preparando il chioschetto per mangiare panini e bere un buon bicchiere di vino. Sì, non sono solo da questa mattina, è tutta ieri che stanno lavorando per preparare, allestire il chiosco, lo stand, il campo gara. Il lavoro è consistente, se non hai dei volontari non riesci a far niente, perché ci vuole tanto personale, e diciamo che per fortuna che ci sono soci che sono volonterosi e fanno delle bellissime giornate in compagnia di lavoro. Poi quest'anno abbiamo anche i Boy Scout, i ragazzini che incominciano ad entrare nel mondo delle Proloco, così quando hanno terminato il periodo di Boy Scout speriamo che diventano figli dell'Umpli anche loro, come lo siamo già noi. Assessore, naturalmente un doveroso ringraziamento va a tutti i volontari che oggi, come tutto l'anno, non solo quelli della Proloco, aiutano l'amministrazione comunale nella promozione del territorio di Volpago del Montello. Certo, senza i volontari tanti, o meglio tutti gli eventi che si svolgono durante l'anno sarebbe molto difficile, se non impossibile, farli. Quindi un ringraziamento sicuramente a tutti i rappresentanti della Proloco e tutti i volontari, a tutti gli espositori che sono venuti, al Comitato Genitori che anche quest'anno è qui presente, che ha collaborato con la Proloco. Infatti al pomeriggio avremo anche la premiazione dei migliori disegni fatti per questo evento, e quindi che dire, speriamo che la giornata continui nel migliore dei modi e che soprattutto un in bocca al lupo alle squadre che oggi pomeriggio si daranno battaglia per vincere questa 10ª edizione del Taglia Esbrega. Mario, intanto ti ringraziamo per l'invito che ci hai fatto in questa bellissima manifestazione. A te aspetta soltanto l'ultima cosa, quella di invitare i telespettatori a venire a Volpago del Montello al prossimo evento. Certo, il prossimo evento è il 7 giugno, abbiamo una pedalata ecologica con l'inaugurazione della pista ciclabile, la nuova pista ciclabile che ha fatto il comune di Volpago nel territorio di Venegazzù. Certo, li aspettiamo tutti, abbiamo tantissime peculiarità nel Montello e non solo, abbiamo una cucina straordinaria, abbiamo delle aziende vitivinicole che sono d'eccellenza del territorio, quindi vi aspettiamo tutti e speriamo poi possiate anche non venire una sola volta ma anche tornare in futuro.
Quindi, come avete capito, tanta carne al fuoco qui a Volpago al Montello, tra le associazioni e l'amministrazione comunale. Noi vi aspettiamo il 7 giugno per la pedalata ecologica qui a Volpago del Montello e intanto ci godiamo questa bellissima festa dei fiori. Poi ci vedremo a novembre per la mostra dei vini, ma questa è un'altra storia che vi racconteremo io e Mario a tempo debito. Vi salutiamo e vi ringraziamo per l'attenzione e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie e alla prossima. Grazie Mario.